Nel corso dell'operazione Square, i carabinieri del gruppo di Ro hanno arrestato 11 persone, 3 in carcere e 8 ai domiciliari, e deferito altre 14 per associazione finalizzata al traffico e spaccio di cocaina, attiva nel comune di Bollate e nei centri limitrofi del milanese. Le indagini, durate 6 mesi e coordinate dalla Procura di Milano, hanno svelato una struttura criminale organizzata in modo gerarchico, guidata da un imprenditore edile 35enne soprannominato Bed, che curava l'approvvigionamento e la distribuzione della droga attraverso una rete di pusher. Le dosi, confezionate in bustine quadrate, venivano vendute in strada o consegnate a domicilio, anche con l'escamotage del cartone della pizza. Durante le perquisizioni, 27 in totale, i militari hanno sequestrato una pistola Beretta 7,65 con matricola Brasa, 260 grammi di cocaina, 14.240 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Ulteriori 2 arresti in flagranza sono stati eseguiti per detenzione di stupefacenti e possesso d'arma clandestina.